Dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro al presidente dell'autorità portuale Pino Musolino fino agli ex ministri Corrado Climi e Maurizio Sacconi. Accanto ad amici e parenti è lunga la lista di personalità che hanno reso omaggio a Gianni De Michelis all'ospedale civile di Venezia. Credo che forse una riflessione su quello che Gianni ha rappresentato, credo che l'abbia detto anche giustamente il sindaco di Venezia Brugnaro, potrebbe essere utile oggi a tutti, uscendo fuori dalla cronaca, perché insomma abbiamo capito Tangentopoli e tutto, le discoteche, però non è questo. Di fatto una rilettura della parabola politica di De Michelis, che peraltro Brugnaro ha in mente come comune di Venezia, è già iniziata a partire dall'economia e dalla sua attività come ministro del lavoro, col dibattuto taglio di punti della scala mobile a metà anni '80. Tutti gli italiani gli devono essere grati per il coraggio che ha avuto nella riforma della scala mobile, che portò l'inflazione del paese da circa il 30% a una cifra. Lui previde il fenomeno dell'immigrazione, ma con decenni di anticipo, non con semestri. Previde il fenomeno Cina, previde il fenomeno della disgregazione dell'Unione Sovietica. E proprio in politica estera De Michelis resse la Farnesina in anni cruciali, dal crollo del muro di Berlino nell'89 al trattato di Maastricht del 92, che per l'Italia porta la sua firma, l'ultimo incarico governativo prima del ciclone Tangentopoli. Per la prima volta l'Italia aveva una grande politica estera, era riconosciuta nel mondo, in quegli anni l'Italia entrò nel G7, insomma erano grandi opportunità, purtroppo spazzate via da una gogna mediatico-giudiziaria, ma oggi speriamo, e vedo che la reazione che c'è stata alla morte di Gianni è stata anche tante persone che hanno riconosciuto il suo valore, questo è importante.